Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Sic et non, cari amici di Radio Libertà, anche oggi un nuovo appuntamento, il primo appuntamento, a parte le repliche ovviamente, ma il primo appuntamento in diretta con voi per diciamo inaugurare il 2026, ovviamente con tutti i vostri contributi che potete portare, mandare, potete interloquire con noi allo 02 92 94 72 22 per intervenire in diretta, per dare consigli, per contestare, per confermare quanto insomma vogliamo scegliere un po' tra le notizie della settimana. Dicevo, un anno comunque iniziato non nel migliore dei modi, insomma un po' complesso. Abbiamo visto purtroppo molti casi di cronaca sicuramente tragici. Non mi riferisco solo alla vicenda dei giovani di Crans-Montana, ma anche purtroppo alla cronaca, a questo vero e proprio bollettino di invasione che vediamo nelle nostre città tutti i giorni, e questi diciamo questi fatti comunque di violenza che ci lasciano atterriti, ma che ci devono anche persuadere ad intervenire e a combattere, come facciamo in questa trasmissione, insomma il buonismo dilagante, il pensiero woke, per cercare di riportare il buon senso al di là delle ideologie. Il filo conduttore della trasmissione oggi è proprio fare il punto su questo, sull'ipocrisia montante. Oggi chi per non perdere la faccia cerca addirittura di arrampicarsi sui vetri, come fanno il Comune di Bologna e la CGIL, come chiedendo, pensate, espulsioni, chiedendo interventi di sicurezza, chiedendo repressione, insomma proprio loro che sono sempre stati i primi ad opporsi alle politiche dei governi di centrodestra, no ai CPR, no all'intervento in Albania, no ai porti chiusi di Salvini e quant'altro. Però evidentemente gli ultimi fatti, compreso appunto l'omicidio del ferroviere Alessandro Ambrosio, evidentemente lasciano col cerino in mano i fan dell'immigrazionismo e del buonismo di casa nostra. Insomma, questo è un po' quello che ci sentiamo di dire, e che comunque vogliamo analizzare con voi. C'è qualche articolo molto interessante che andremo a prendere, andremo a commentare con voi. Io mi domando, voi sapete che io ogni tanto faccio delle domande retoriche. La prima che potrei fare, proprio pensando al caso del ferroviere Ambrosio, a quando finalmente una giornata dedicata alle vittime dell'immigrazione clandestina, dell'immigrazione violenta. Ecco, questa non è una proposta per cercare consenso politico, ma è una proposta per riflettere su una situazione estremamente grave e complessa. Vi cito alcune parole di Roberto Arditti sul Tempo. Appunto, il buonismo di sinistra oggi presenta un conto salato. Ci sono stagioni politiche che non producono semplici errori, producono morti. L'Italia di oggi è il frutto avvelenato di decenni di incuria irresponsabile, di retorica pro-immigrazione elevata a dogma morale, di una narrazione che ha dipinto l'accoglienza indiscriminata come una virtù assoluta e la sicurezza come una colpa, un trionfo culturale e politico appunto della sinistra. Decenni di norme sbagliate, di pratiche amministrative inconcludenti, di decisioni giudiziarie che hanno sistematicamente spostato l'asse dalla tutela delle vittime alla comprensione verso i carnefici. Decenni di delegittimazione delle forze di polizia, come ben sappiamo, costrette a agire sapendo che il pericolo non arriva solo dalla strada, ma anche dal sistema, pronto a colpire loro al primo errore e a giustificare i cattivi per principio. Questo giustificazionismo, questo comunque deresponsabilizzare la persona per dare colpe a
un regresso sociale, ha un portato sociale. Diciamo che purtroppo è una delle situazioni che purtroppo certa sinistra porta sempre come modello. È l'Italia che adora Caino e diffida di Abele, anzi, diciamola tutta, è quell'Italia che proprio lo detesta Abele. A dimostrare le cose stanno proprio così, drammaticamente così, bastano 2 casi di cronaca di questi giorni. Il primo è a Milano. Il presunto assassino della giovane Aurora Livoli si chiama Emilio Gabriel Valdés Velasco, cittadino peruviano di 57 anni, non un'ombra e non un invisibile. Un uomo già noto alle forze dell'ordine, con precedenti per rapina e violenza sessuale, con una storia giudiziaria che attraversa gli ultimi anni come una linea rossa di allarmi ignorati. Irregolare sul territorio italiano dal 2019, Valdés Velasco era stato espulso una prima volta, poi rientrato illegalmente. Nel 2024 un secondo decreto di espulsione viene disposto per pericolosità sociale, ma resta in Italia. Perché? Documenti scaduti, mancanza di posti nei CPR, cavilli, rinvii. Il risultato è che un soggetto giudicato pericoloso dallo Stato ha continuato a circolare libero fino all'epilogo che noi sappiamo essere tragico. È capitato alla povera Aurora come in una roulette russa, ma era certo che sarebbe finita così. Il secondo caso è a Bologna. Qui il presunto assassino del controllore ferroviario Alessandro Ambrosio è Jelenic Marin, 36 anni, cittadino croato senza fissa dimora. Anche in questo caso non siamo davanti all'imprevedibile. Marin è descritto come già noto negli ambienti ferroviari, segnalato per aggressioni, comportamenti violenti, porto di coltelli, presenza abituale nelle stazioni. Un profilo che chiunque lavora sul territorio riconosce immediatamente come a rischio. Nessun provvedimento risolutivo, nessuna reale neutralizzazione del pericolo, finché un incrocio banale diventa una condanna a morte. Ecco il punto che la retorica buonista si rifiuta di affrontare. Si sapeva che questi soggetti erano pericolosi, si sapeva che erano recidivi, si sapeva che erano fuori controllo, eppure sono stati lasciati liberi, tollerati, gestiti con l'idea che non si può fare altrimenti. Ma questa non è immigrazione, è resa. Ed è una resa che si consuma sempre sulla pelle degli stessi, donne, lavoratori, servitori dello Stato. Finché l'Italia non avrà il coraggio di dire che la sicurezza viene prima della narrazione ideologica, continueremo a piangere morti annunciati e a chiamarli ipocritamente fatalità. Questa crisi non è casuale, è il prodotto di politiche di sinistra che hanno aperto le porte senza controlli, promuovendo un'immigrazione di massa senza veri piani di integrazione. Organizzazioni non governative, spesso sostenute da fondi pubblici e ideologie progressiste, hanno facilitato arrivi irregolari, mentre i partiti di sinistra hanno bloccato ogni tentativo di riforma per rendere le espulsioni più veloci ed efficaci. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: città più insicure, cittadini terrorizzati dalla criminalità e tragedie come queste che potevano essere evitate con un po' di buonsenso. Non possiamo più tollerare questo scempio, ovviamente l'appello di Arditi è anche al governo. Dobbiamo esistere un cambio radicale e immediato. Rafforzare le frontiere con controlli rigorosi, aumentare il numero dei CPR e migliorarne la gestione. Riformare il sistema giudiziario, anche questa una grande, come dire, un grande bisogno, insomma, un grande afflato verso questa riforma, per dare priorità assoluta alla sicurezza pubblica. E ancora, vogliamo dirlo che ci servono almeno 25.000 nuovi posti nelle carceri, sfatando un tabù intoccabile fino a qui? Meloni, Piantedosi, Nordio, sappiamo che avete dedicato molto a questi temi, ma sappiamo anche che è lontana anni luce dall'essere a posto. Il tempo del buonismo irresponsabile è finito e l'ora della responsabilità e della fermezza. Insomma, un articolo che ci sentiamo di sottoscrivere, è un appello comunque a fare di più, a fare meglio, e quindi coinvolge tutti, non c'è solo, per carità, un additare chi non la pensa in questo modo, ma anzi un sollecitare chi anche al governo deve evidentemente impegnarsi di più e meglio. Insomma, io mi ricordo che c'era un signor Matteo Salvini al Ministerni quando, insomma, porti venivano chiusi in maniera molto efficace, senza bisogno di parlare di blocchi navali o di altro, ecco. Tra l'altro,
vediamo anche diverse situazioni anche sulle altre testate, ma prima vedo che abbiamo una nuova chiamata in linea, quindi la facciamo passare subito. Pronto, ciao, chi sei, da dove chiami? Sì, pronto? Prego, intervieni pure. Abbiamo perso la chiamata, la recuperiamo eventualmente più avanti. C'è un interessante fondo di Francesco Gonovo, i fan dei clandestini chiedano scusa. Quando un uomo uccide una donna è di moda domandare ai maschi di fare ammenda, per la sorte della povera Aurora Rivoli dovrebbe farlo chi ha spalancato le frontiere. Sì, diciamo che insomma non è solo una questione di patriarcato, o meglio dovrebbe essere una questione che diciamo individua in culture a noi estranee, che però si stanno presentando alle nostre frontiere, come il vero portato di un patriarcato, di un odio nei confronti della persona, della donna che viene segregata, che non può uscire, che si deve coprire, che non ha diritti legali, che non può ereditare. Volete che vada avanti? Cioè, sappiamo benissimo di che cosa stiamo parlando. Ebbene, dopo tutto questo, dopo anni a chiedere porte aperte, leggiamo che la CGIL adesso scopre la sicurezza. Il sindacato, in prima fila per contestare i suoi decreti, oggi sciopera contro Salvini. Anziché pensare a manomettere la Costituzione e a finanziare con paccate di miliardi opere di dubbia fattibilità come il ponte sullo Stretto, questo governo e il ministro mettano subito risorse e mezzi per rendere più sicure le aree delle stazioni. La CGIL è a disposizione per qualsiasi supporto ai familiari e ai colleghi della vittima. Ecco, la CGIL ci dica da che parte sta a questo punto, insomma, perché la faccia secondo me l'ha già persa, ma qui veramente siamo all'ipocrisia più totale. Forse abbiamo recuperato la chiamata. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Sì, buongiorno dottor Tognini di Getta. Buongiorno a lei. Allora, io passo un altro argomento, Prego. dottor Tognini, per la difesa italiana. Sì. Ok. Allora, dottor Tognini, il nostro paese è tra i pochissimi a non avere una forza di riserva. È ora di averne una vera. Lo chiediamo da anni. Abbiamo quella buffonata dell'ausiliaria che speriamo venga soppressa. Abbiamo una riserva selezionata che è una sigla vuota simbolica. È il momento di fare sul serio. Allora, dottor Tognini, in Francia, visto che siamo nell'Unione Europea, perché non assomigliare un po' a loro? Allora, in Francia Macron ha appena lanciato un servizio di leva volontario rivolto ai 18-19 anni fino a 25 ammessi. Completato il servizio, i volontari passeranno alla Réserve Opérationnelle, dove già possono arruolarsi uomini e donne dai 17 ai 72 anni. Questa riserva, dottor Tognini, conta già quasi 50.000 militari. L'idea è di salire ad 80.000 nel 2030. La Germania è più drastica, secondo me. Allora, tutti i diciottenni dovranno sottoporsi alla visita di leva obbligatoria per i maschi, volontaria per le femmine. Anche qui pari diritti. L'obiettivo è di avere 50.000 volontari. La Germania ha già 85.000 riservisti, dovranno diventare 200.000. Dunque aspettiamo di vedere le carte e la legge promessa dal ministro Crosetto. Di certo, dottor Tognini, l'Italia ha oggi bisogno di uno strumento militare più in linea, dico io, con gli scenari, più attrezzato ad affrontare un conflitto che è ormai permanente e che permea tutte le dimensioni. E poi aggiungo e voglio terminare, ma attenzione, per affrontare una competizione sempre più feroce, lo Stato e le istituzioni devono capire che è fondamentale mettere a sistema tutto che sia civile e militare e viceversa, e che senza strategia e strategia di sicurezza nazionale non si va da nessuna parte. Purtroppo l'Italia non è ancora una.
Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie di questo spunto. Uno spunto che secondo me ci permette anche di chiarire una situazione, cioè che effettivamente c'è necessità di una riforma del sistema della difesa e non bisogna essere, come peraltro non siamo, guerrafondai per sostenerlo. Quindi un conto è, giustamente come abbiamo sempre fatto anche da questi microfoni, evitare le escalation politico militari. Ci siamo sempre schierati anche sulla questione ucraina per la diplomazia, per comunque evitare le provocazioni che ci sono state da ambo le parti, come sappiamo molto bene, e diciamo quindi distinguere il fatto che noi continuiamo a evitare anche di, per esempio, di voler schierare sul campo soldati italiani quando non è necessario, però mantenendo quella che è la nostra riserva e diciamo modernizzando le forze armate. Oggi c'è una spinta forte da parte dell'Unione Europea verso il riarmo. Ovviamente questa spinta è dettata da due fattori: una malcelata volontà di potenza dell'Unione Europea, che vede scemare comunque per le sue politiche comunque abbastanza inerti, vede scemare la sua influenza nel mondo a favore non solo dei grandi blocchi, ma anche dei BRICS. C'è poi la Cina che è in forte ascesa e quant'altro, e poi l'Unione Europea lo fa, premia il riarmo perché è stata colpita da fuoco amico, come si dice, quindi il Green Deal, che ha evidentemente colpito il sistema industriale, quindi si pensa di riequilibrarlo con diciamo il riarmo sostanzialmente. Detto questo, ripeto, ribadisco, chi vi parla è anche forse uno degli ultimi che ha fatto il militare di leva in Italia. Ho avuto la fortuna di farlo, tra l'altro, in un corpo speciale, quindi comunque so come diciamo che i valori che vengono presentati nel servizio militare sarebbero importanti da ribadire ai giovani come responsabilità, come diciamo capacità di lavorare assieme, capacità di soffrire insieme, come dire, di raggiungere uno scopo faticosamente, di lavorare anche per la propria gente, perché poi il compito delle forze armate non è solo un compito di presidio, ma può essere anche un compito vero e proprio di difesa, può essere anche un compito di protezione civile, oltre alle operazioni di polizia internazionale, oggi sempre più pressanti, necessarie non solo per la geopolitica, ma per esempio per difendere gli interessi italiani. Pensiamo per esempio alle operazioni antipirateria nel Corno d'Africa e nel Mar Rosso. Quindi ecco, per farla breve, distinguiamo la necessità di una come dire, di una vera e propria rivoluzione nella gestione, nelle forze armate, anche nella capacità di dare spazio a quella che è l'industria italiana del settore, dal fatto comunque di non impegnarsi nelle escalation politico-militari che fanno quasi sempre gli interessi di qualcun altro. Quindi senz'altro ci schieriamo in questo, insomma, e voglio ricordare che nel nostro paese abbiamo eccellenze come Leonardo, Augusta, Ottone Lara, e quindi anche per una questione di tecnologia, di capacità appunto di adattarsi e di posti di lavoro, insomma, è necessario intervenire, ben sapendo che poi questi mezzi sono necessari, e che poi a questi mezzi va affiancato evidentemente il fattore umano, che è sempre la parte più importante, e che quindi va seguita con un addestramento particolare. Ripeto, oggi la guerra non è più la guerra, tra virgolette,
classica, quella teorizzata da von Clausewitz, quella teorizzata fino all'ultimo conflitto mondiale. Oggi ci sono le cosiddette minacce ibride, la cosiddetta guerra senza limiti. La guerra senza limiti fa riferimento appunto a un libro degli anni 2000 scritto da 2 colonnelli cinesi, insomma, che hanno dimostrato come in realtà oggi, al di là della dichiarazione di guerra e della guerra in campo aperto tra eserciti, sono molte le minacce appunto ibride, che vanno dal cyberterrorismo al vari tipi di guerriglia, appunto al controllo economico, lo spionaggio economico. E questa è un po' la frontiera moderna, verso la quale non dobbiamo farci trovare evidentemente impreparati, anche per difendere per esempio i nostri sistemi informatici, la pubblica amministrazione, il controllo anche molto importante della privacy dei cittadini. Ecco, questo è come vedete, queste materie vanno a intersecarsi in maniera molto potente, molto importante. Quindi ritorniamo, direi, sul discorso che appunto avevamo intrapreso. Vediamo comunque questi stranieri violenti nelle nostre città. C'è una propaganda continua, molto pericolosa. Vediamo che diciamo l'Islam in Italia prende piede. Abbiamo verificato che la moschea di Piacenza finanziava Annun, quindi anche il centro vicino a Lucoi sosteneva l'associazione accusata di essere vicina ai terroristi di Hamas. Anna Maria Cisint, europarlamentare del Roccio, ha appunto verificato come si stia allargando pericolosamente la rete che intreccia estrema sinistra e organizzazioni legate ai fratelli musulmani. Si stanno tentando dei correttivi negli Stati Uniti e nel Regno Unito vengono controllate dalle autorità di frontiera i telefonini in possesso degli irregolari. In Italia addirittura le ONG li forniscono, quindi qui forse dovremmo raddrizzare un po' il tiro. Ha fatto anche molto scalpore un libro di libera vendita appunto in Francia, che sostanzialmente è un libro islamista del 2018, che viene poi ci sono appunto affermazioni gravissime e quindi insomma verso ebrei, cristiani, verso omosessuali, eccetera. Insomma, pare che questo testo è anche in vendita su Amazon. Non lo citiamo appunto per non fare pubblicità, però ha destato, ripeto, molto scandalo. Ci fermiamo per la prima pausa del programma e riprendiamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In Europa e in tutto l'Occidente la libertà di espressione è in pericolo, minacciata dal politicamente corretto. Ecco perché servono spazi in cui coltivare ancora il pensiero critico. Martedì e giovedì, dalle 13 alle 14, su Radio Libertà va in onda La Cittadella. Entrate nella fortezza del pensiero libero con Matt Kerus, Massimo Salvati e Francesco Borgonovo. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei... Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet, scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Rientriamo in onda, sempre sic et non. Stavo guardando i vostri messaggi su WhatsApp, diciamo anche qualche piccola contestazione. La guerra oggi è tecnologica, i riservisti se li tenessero i francesi e i tedeschi, dice questa nostra ascoltatrice. Noi dobbiamo essere alleati con gli USA, sì, diciamo anche perché comunque gli USA ormai sono comunque una potenza di primaria importanza. Ribadisco un concetto molto semplice: dobbiamo alzare la guardia verso i musulmani, ci dice ancora questa amica. Poi vediamo, adesso l'Europa vorrebbe parlare con Putin. L'Europa, dal momento che Putin potrebbe rifiutarsi, l'Europa prenderà la palla al balzo lanciata da se stessa per dire che il brutto e cattivo Putin non vuole parlare con l'Europa. Vorrei sapere chi oggi vorrebbe parlare con dei deficienti vestiti di plastica politica. Ecco, fa riferimento evidentemente ai tecnocrati di Bruxelles. Sì, diciamo, fa riferimento anche a quanto detto dal premier Meloni, che con Mosca insomma bisognerebbe parlarci in ogni caso. La Meloni, che è sempre stata abbastanza tranchant anche sulle questioni dell'Ucraina, mentre insomma la Lega ha sempre cercato di essere più diplomatica e accomodante. Forse anche la Meloni si è resa conto insomma che bisogna arrivare comunque a un accordo, e che comunque rallentare la diplomazia con queste escalation politiche, come hanno fatto soprattutto Francia e Germania, poi alla fine verrà pagata soprattutto dal popolo ucraino. Putin credo che comunque conosca benissimo le regole della politica, è un vecchio volpone, come sapeva benissimo anche Silvio Berlusconi, quindi staremo a vedere, insomma, diciamo, ecco. Quindi teniamo d'occhio la situazione. Sulle vicende di Bologna è intervenuto anche il sottosegretario all'interno Nicola Molteni della Lega, che dichiara: saranno aumentati i militari in strada, ora un giro di vite sulle baby gang. Abbiamo fatto tanto per Bologna e loro danno le pippe per il crack. Ecco, appunto all'intervista dice: su Bologna è stato fatto molto sia in termini di assegnazione di forze di polizia. È la prima città italiana in cui abbiamo sperimentato l'applicazione delle zone rosse nelle aree più critiche. Abbiamo fatto interventi ad alto impatto e previsto nuovi presidi di legalità. Ma lo Stato necessita della collaborazione delle amministrazioni locali, e se quello che fa il Comune di Bologna è mettere a disposizione le pipette per consumare il crack, diventa più difficile. La collaborazione con il Comune è stata complicata nelle manifestazioni pubbliche. C'è stata una contrapposizione continua con il ministro Piantedosi. Abbiamo aumentato a 6.800 i militari dell'operazione Strade Sicure a livello nazionale e a presidio di stazioni e città. E lo dico chiaramente: i militari non si toccano, anzi semmai aumenteranno, ce li chiedono amministrazioni di destra e di sinistra. C'è ancora una percezione di insicurezza in certe città, risponde Molteni. Le zone rosse hanno dato risultati importanti: quasi 1,5 milioni di persone controllate, 8.000 divieti di stazionamento e ordini di allontanamento, il 74% a carico di stranieri. Nel 2025 c'è stata una riduzione della delittuosità generale del 4%. La sicurezza è e resta una priorità del governo anche nel 2026. Dopo il decreto sicurezza sono in arrivo nuove misure.
Avevamo detto che quello era un punto di partenza e non di arrivo. Nelle prossime settimane arriverà in Consiglio dei Ministri il nostro disegno di legge. Prevede ricongiungimenti familiari, uno strumento abusato, con costi e welfare a carico dello Stato e dei comuni, la riduzione appunto dei ricongiungimenti familiari. L'Italia è uno dei paesi in Europa che ne fa di più. Vogliamo ridurre la platea dei beneficiari aumentando il reddito necessario e poi nei DDL ci sarà una stretta sui minori stranieri non accompagnati per dare un giro di vite alle baby gang. I minori stranieri non accompagnati contribuiscono infatti al fenomeno. Vogliamo ridurre il periodo di mantenimento a carico dello Stato, portandolo dai 21 anni a 19. Vogliamo invece incrementare i ricongiungimenti al contrario, soprattutto per i minori che si macchiano di reati e criminalità, rintracciando le loro famiglie d'origine, che se ne devono evidentemente prendere carico. E poi ci sono le forze di polizia. Per il poliziotto che agisce nell'adempimento delle sue funzioni e usa legittimamente l'arma per difendersi, non sarà più automatica l'iscrizione sul registro indagati, il famoso atto dovuto. Lo stesso varrà per il cittadino se sarà presente una causa di giustificazione come la legittima difesa. Non sarà più indagato automaticamente. Infine vogliamo reintrodurre la procedibilità d'ufficio per i reati di borseggio che finora prevedevano la querela di parte. E continueremo nel contrasto all'immigrazione illegale aumentando i CPR per aumentare i rimpatri dei soggetti pericolosi. Sull'imam di Torino viene ricordato appunto a Molteni, la Corte d'Appello ha stoppato l'espulsione e noi, allora, risponde Molteni, andiamo avanti. La pericolosità sociale è stata accettata e aveva rapporti con altri soggetti legati al fondamentalismo. Abbiamo espulso oltre 200 soggetti radicalizzati in 3 anni, praticamente uno a settimana. Non ci fermiamo. Su Askatasuna la risposta è stata ferma, ci sono state decine di manifestazioni violente con la presenza di soggetti di Askatasuna. 450 uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti in un anno per colpa di queste persone. Noi abbiamo riportato legalità e sicurezza su immobili occupati da 30 anni. Ci saranno altri sgomberi nelle prossime settimane. Ecco, questo è un po' diciamo, l'intervento di Nicola Molteni. A questo punto cambiamo leggermente argomento, parliamo di immigrazione, ma parliamo di un grande scandalo, uno scandalo americano che è quello del Minnesota. Ne ha già parlato un nostro collega sempre da queste frequenze, se non sbaglio nella trasmissione del collega De Sio, te la do io l'America, ma facciamo un focus su questa situazione perché è un po' la cartina di tornasole del grande inganno immigrazionista che in realtà nasconde interessi molto molto forti, molto molto elevati. È stato toccato fino ai livelli più alti, fino al governatore del Minnesota Tim Walz, che conosciamo perché è stato anche il candidato alla vicepresidenza nel team, nel ticket con Kamala Harris. È una frode sostanzialmente miliardaria quella degli asili fantasma. Leggiamo qualche report a riguardo, anche perché diciamo, i media mainstream hanno parlato più quasi della figura di Walz che dello scandalo in sé. Mentre l'amministrazione Trump ha iniziato a stringere seriamente la morsa contro sprechi pubblici e immigrazione irregolare, dagli USA emerge uno scandalo che va ben oltre la cronaca giudiziaria. È un caso politico, culturale e sistemico, accade in Minnesota, uno degli stati simbolo della governance democratica, guidato da Tim Walz, già candidato alla vicepresidenza nel 2024 accanto a Kamala Harris. Il Minnesota è uno stato della parte centrale degli Stati Uniti, vicino ai Grandi Laghi, uno stato con circa 5-6 milioni di popolazione, quindi non una popolazione altissima, ma uno stato che ha sempre contribuito molto sia all'agricoltura sia alla manifattura, anche a quella diciamo d'avanguardia diciamo, nel bilancio degli Stati Uniti. È uno stato che ha un'immigrazione soprattutto europea, quindi non solo anglofona, ma anche
diciamo tedeschi e polacchi. È uno stato tradizionalmente democratico, almeno negli ultimi anni. L'ultimo repubblicano che ha vinto, vado a memoria, dovrebbe essere Nixon, quindi insomma ne è passata di acqua sotto i ponti. Ebbene, che cosa è accaduto? Il 26 dicembre un giovane giornalista indipendente di 23 anni, Nick Shirley, si può comunque recuperare anche il video, lo potete fare tranquillamente su YouTube, pubblica un'inchiesta video di 42 minuti destinata a diventare virale. Oltre 100 milioni di visualizzazioni, pensate, in pochi giorni. Non opinioni, slogan, ricostruzioni ideologiche, ma immagini. Porte chiuse, edifici vuoti, asili che esistono solo sulla carta. Shirley entra insieme ad un residente locale che da anni ha monitorato un po' questo sistema in decine di centri per l'infanzia tra Minneapolis e St. Paul. Strutture formalmente operative, autorizzate ad accogliere decine o anche centinaia di bambini, foraggiate con milioni di dollari provenienti dal Child Care Assistance Program, uno dei pilastri dell'assistenza statale, del welfare, come si dice appunto. Nella realtà però non c'è nulla, nessun bambino, nessuna attività educativa, nessun segno di vita, solo burocrazia, licenze e qualche, diciamo, qualche custode, poco altro. Il caso più emblematico è quello del Quality Learning Center, centro per l'apprendimento di qualità, con l'insegna che, pensate, ha riportato persino un errore ortografico, learning invece di learning. Una struttura accreditata per 99 bambini che nel solo 2025 ha incassato 1,9 milioni di dollari e oltre 4 milioni negli anni precedenti. Durante le visite effettuate in pieno orario di apertura, l'edificio risulta sistematicamente chiuso e privo di attività. Quando Shirley prova a fare domande, un'operatrice gli sbatte la porta in faccia, accusandolo senza alcun fondamento di essere un agente dell'immigrazione, della famosa ICE. Questo scandalo non nasce dal nulla, si inserisce in un contesto già segnato da altre frodi ai danni del welfare, il caso Feeding Our Future. Durante la pandemia circa 250 milioni di dollari destinati alla nutrizione infantile sono stati deviati attraverso una rete di organizzazioni fittizie. Le indagini federali hanno portato a decine di condanne con fondi utilizzati per beni di lusso, immobili, trasferimenti all'estero. Secondo le autorità, una parte di quel denaro sarebbe finita anche a gruppi terroristici, un dato che da solo dovrebbe imporre rigore, mentre per anni è stato minimizzato. Le stime più recenti parlano di un buco potenziale che potrebbe superare i 9 miliardi di dollari, ripeto, miliardi di dollari, distribuito tra programmi per l'infanzia, per l'autismo, per l'edilizia sociale e per la sanità. L'FBI ha rafforzato le risorse investigative definendo il fenomeno solo la punta dell'iceberg. Il Dipartimento del Lavoro è stato costretto ad inviare una task force investigativa federale per verifiche immediate, segnale inequivocabile che non si tratta di singoli episodi, ma di un sistema fuori controllo. Da parte delle autorità statali, quindi quelle del Minnesota, la reazione è la solita: dichiarazioni rassicuranti, promesse di controlli più stringenti, richiami alla collaborazione istituzionale. Ma le critiche politiche si fanno sempre più esplicite e diversi esponenti, ovviamente repubblicani, accusano l'amministrazione Walz di aver ignorato per anni segnali evidenti per non compromettere gli equilibri elettorali. Il sospetto è chiaro: chiudere un occhio per non alienarsi un blocco votante considerato intoccabile, ma anche evidentemente perché probabilmente arrivano a qualcuno dei finanziamenti elettorali. E insomma l'opinione pubblica chiede anche di indagare Tim Walz. Il punto centrale comunque va ben oltre il governatore. L'inchiesta costringe a guardare in faccia il modello dell'immigrazionismo sfrenato tanto caro alla sinistra e ai globalisti. Un modello che non è una deriva casuale, ma l'architrave di un disegno politico preciso: usare servizi sociali, fondi pubblici e flussi migratori incontrollati per destrutturare le comunità nazionali, per svuotare l'identità occidentale e sostituire responsabilità, merito e legalità con dipendenza, opacità e caos amministrativo. La domanda che il giovane Shirley pone è disarmante nella sua semplicità: dove sono i bambini?
È la domanda che per anni i grandi media hanno evitato di fare, perché costringe a mettere in discussione non una singola misura, ma un'intera visione ideologica. Quando il sistema viene osservato senza filtri, il risultato è sempre lo stesso: frodi sistemiche, territori sottratti al controllo pubblico, risorse destinate ai più vulnerabili che finiscono in circuiti opachi e organizzati. Con l'amministrazione Trump decisa a ripristinare rigore e responsabilità, le indagini procedono senza più alibi. Vedremo cosa accadrà nel 2006, insomma, con anche le elezioni di medio termine, e sarà senz'altro un banco di prova decisivo. Diciamo che questo, insomma, è un po' la vicenda più importante e più toccante. Comunque il fatto che questi soldi, queste risorse del welfare pubblico siano finite in 1000 rivoli, quindi dalle truffe, ma anche perfino nelle tasche dei terroristi somali di Al-Shabaab. Si è molto parlato, insomma, di questa presenza della comunità somala nel Minnesota. Evidentemente è stata più che un segno dei tempi, della necessità di accogliere, è stata semplicemente la scusa per l'ennesima frode politica, ma anche economica da questo punto di vista, ecco. Quindi seguiamo questa vicenda, non lasciamola cadere, ecco. Questo è un po' il mio invito a fronte appunto di queste situazioni. Non perdiamo di vista queste notizie che spesso e volentieri vengono cestinate. Voi sapete, conosciamo il sistema che poi all'italiana è molto troncare, sopire, eccetera, ecco. Per cui immaginate, insomma, il discorso dove va a finire. Diciamo un ascoltatore dice: il Minnesota americano è uguale all'Emilia Romagna italiana. Ecco, facciamo le debite proporzioni. Però è vero che tutte le volte che si è indagato, pensiamo al caso di Bibbiano, recentemente ci sono state delle condanne. Qualcuno ha raccontato che in realtà la vicenda è meno pesante del previsto. In realtà, insomma, tutte le volte che i servizi sociali sono intervenuti, insomma, lo hanno fatto per un proprio tornaconto, che poteva essere quello di affidare a persone amiche dei bambini, ma per esempio poi per dare lavoro, tra virgolette, a esperti di qualsivoglia genere. Quindi è un sistema che alimenta se stesso, e purtroppo, come si diceva, abbiamo le prove anche in casa nostra. Del resto, la capacità di riformarsi si vede, o la incapacità di riformarsi si vede perfino dal fatto che, cambiando decisamente argomento, che anche un'associazione come l'Associazione Nazionale Magistrati si muova con logiche politiche, creando un comitato del no per il prossimo referendum sulla riforma della giustizia, e che anzi si cerca di rinviare questa data. Perché si cerca di rinviare questa data? Non lo dice nessuno, perché si vorrebbe, diciamo, evitare che il nuovo CSM venga nominato con le nuove regole, e quindi di lasciare in mano alle correnti le procure almeno per altri 4 anni. Insomma, vedete che sono tutti metodi e situazioni legate a un modo di governo che va al di là della propria missione, ma piuttosto per un contentino di parte, ecco. Quindi nonostante, ripeto, anche a livello di buonsenso molti siano favorevoli alla separazione delle carriere, vediamo anche tanti che non vogliono perdere questi pregiudizi e questi privilegi, ecco. Quindi ripetiamo, dobbiamo vigilare da cittadini, essere comunque presenti a noi stessi e continuare, insomma, ad essere informati, nonostante, ripeto, le varie e svariate, direi, forme di
propaganda che vediamo anche ai giorni nostri, veicolate anche da organismi internazionali. Insomma, oggi guardando certi telegiornali mi sembra un po' di assistere a propaganda di guerra di anni anche passati, però la realtà è questa, insomma. Poi vediamo che spesso chi è prigioniero di un'ideologia non l'abbandona nemmeno di fronte alla verità dei fatti, no? Non c'è niente di più ridicolo che vedere un uomo di sinistra in piazza con la bandiera del Venezuela spiegare ai venezuelani che loro starebbero sbagliando a festeggiare la caduta di un dittatore. Insomma, c'è del comico, ma è una risata amara per questi tempi, insomma, no, lo sappiamo. Un'altra notizia interessante che vi vogliamo segnalare arriva dalla Verità, un'altra notizia abbastanza sottaciuta, e cioè c'è una parte di Berlino che è al buio per colpa di attentati ambientalisti. Non è una pista russa, non c'entra niente Putin. Il sabotaggio di una parte della rete elettrica di Berlino è stato rivendicato da militanti di estrema sinistra che avevano danneggiato anche in passato, sempre tramite incendi, gli stabilimenti di Tesla. Stiamo parlando comunque di un quartiere che ha lasciato senza corrente elettrica 45.000 famiglie e oltre 2.000 imprese. Decine di migliaia di case sono rimaste improvvisamente senza riscaldamento, temperature anche sotto i 10 gradi. L'incendio è doloso, quello appiccato nel distretto di Stiglitz-Zehlendorf, e rivendicato da questo gruppo Vulkangruppe, la cui denominazione è ispirata appunto a motivazioni ambientaliste. Stanotte abbiamo sabotato con successo, dice appunto il comunicato farneticante del gruppo, la centrale a gas di Berlino Lichterfelde. Gli autori definiscono l'azione come un atto di autodifesa e di solidarietà internazionale verso tutti coloro che proteggono la terra e la vita, nonché un'azione orientata al bene comune. Nel 2024 le autorità tedesche hanno contato 11 sabotaggi da parte di questo gruppo e diciamo anche diciamo attacchi a tralicci e insomma sostanzialmente il messaggio del gruppo è non potremmo permetterci queste situazioni, e c'è proprio una matrice climatica. Il gruppo denuncia la presunta sete di energia che distrugge le risorse naturali attraverso il riscaldamento globale. Peccato che poi insomma se passiamo all'elettrico sicuramente c'è una sete ancora maggiore di energia, insomma. C'è anche una critica all'intelligenza artificiale che ha un fabbisogno energetico e quant'altro, però insomma questi ecoterroristi sono francamente molto preoccupanti come diciamo posizione. Oggi tra l'altro registriamo anche episodi purtroppo di vandalismo ripetuti. L'abbiamo visto soprattutto nelle ultime feste natalizie, quindi registriamo anche questo concetto. Spesso c'è chi odia il significato di una targa, di un monumento, perché ha un significato identitario o storico o anche politico, nel caso appunto di un ricordo di una persona. E ancora una volta alla nostra civiltà occidentale abbiamo registrato comunque vandalizzate lapidi di agenti uccisi dal terrorismo rosso, vandalizzati monumenti storici. Io sono monzese, abbiamo visto lo storico ponte dei Leoni vandalizzato, abbiamo visto monumenti in centro a Milano. Insomma, ci sono delle lezioni che evidentemente dobbiamo imparare, e dobbiamo diciamo essere più chiari nel consentire, nel ricordare a chi entra nel nostro territorio che il nostro territorio diciamo non ha una ricchezza che nasce, che piove dal cielo, ma che è stata
conquistata con la fatica, il sudore della fronte di generazioni di persone. Anche per questo, insomma, se vuoi godere del nostro welfare, se sei una persona per bene, se sei una persona a posto, se puoi accedere al nostro paese, devi anche avere e mostrare evidentemente rispetto per questo sistema. Il nostro paese non è un refugium peccatorum, anche perché poi sono i nostri stessi concittadini che ne pagherebbero le conseguenze. Anche questa è una piccola riflessione che facciamo in chiusura. Io vi ringrazio per averci seguito anche oggi, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre sulle frequenze di Radio Libertà, per diciamo controllare, verificare le notizie della settimana e per andare oltre, diciamo, l'ideologia del politicamente corretto. Open your eyes. Avete ascoltato Sì